Una banda formata da 4 cittadini rumeni sarebbero loro i responsabili di numerosi assalti ai bancomat a Tarveneto e Friuli. I malviventi avrebbero messo a segno colpi anche nel Trevigiano e Veneziano. Gli uomini della squadra mobile della questura di Pordenone sono arrivati a loro dopo la segnalazione di un tentato furto allo sportello bancomat in via Vittorio Veneto a Pordenone. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, la banda era appena fuggita senza rubare nulla. Nell'istituto di credito era scattato l'allarme facendoli desistere. Da qui sono scattate le indagini che hanno portato gli investigatori in una struttura ricettiva del capoluogo della destra Tagliamento. Immediata la perquisizione. Nella stanza dove alloggiavano i 2 rumeni c'erano anche altri 2 connazionali. Sotto il letto, occultato, è stato trovato diverso materiale necessario per scassinare i bancomat. Le immagini del sistema di videosorveglianza della banca, visionato dagli investigatori, ha confermato che sulla scena del crimine c'era un'auto con a bordo i 4 stranieri giunti in Italia. Pur se incappucciate, le persone immortalate nelle immagini erano del tutto corrispondenti per abbigliamento ai cittadini rumeni. La banda è stata fermata, l'accusa è tentato furto aggravato con scasso. Le indagini continuano per accertare se sono loro i responsabili di altri colpi messi a segno con la medesima tecnica in Friuli e Veneto.